Professoressa, lei ieri è stata ospite qui al Festival Biblico di Vittorio Veneto, il cui tema è la fratellanza, e ha voluto parlare dell'enciclica di Papa Francesco, l'ultima Fratelli Tutti. Ecco, da filosofa, quali spunti di questa enciclica condivide e ha voluto sottolineare e condividere con la cittadinanza? Quali spunti di pratica quotidiana propone? Ma sì, il mio discorso è partito in dialogo peraltro con un economista sulla questione appunto di che cosa dica, diciamo al di fuori, insomma, del mondo dei credenti questa enciclica e abbiamo sottolineato l'aspetto così profondamente, diciamo, olistico, organicistico, l'idea che tutto si tiene, no? Tutto si tiene e la cosa specifica di questo pensiero, così come è sviluppato nell'enciclica, è proprio che tutto si tiene insieme nel mondo sociale e naturale, cioè diciamo, la constatazione di come in qualche modo questo mondo globale preme sul cosmo, perlomeno a livello del pianeta Terra, rivelandone tutta la fragilità, no? Ecco. E allora questo certo anche per la nostra vita quotidiana è un'indicazione indubbiamente illuminante, vale a dire un po' l'effetto farfalla, no? Lo conosce, no? Il battito d'ali in un continente provoca un uragano in un altro, ma che vuol dire che qualunque minima azione deve essere pensata e calibrata in tutte le sue remote, diciamo, conseguenze. Ora noi siamo parecchi miliardi su questa terra, è chiaro che l'istanza sociale di questa enciclica è quella diciamo che più immediatamente ci coinvolge, che quindi ogni azione debba avere anche questo orizzonte, che è poi quello del buon samaritano, questo è evidente ed è condivisibile, ma in più ancora in qualunque momento, soli o con altri che siamo, ogni nostra azione va pensata in ragione delle sue conseguenze sull'insieme di tutto ciò che vive con noi. Ecco, il punto fondamentale francescano di questa enciclica, che fratelli tutti, ma non solo gli umani, ecco, anche le cose che usiamo, che consumiamo, l'acqua e tutto il resto. Ecco. Dell'enciclica poi ieri lei aveva sottolineato un aspetto, una sorta di ribaltamento proposto da Papa Francesco che riguarda l'essere prossimo, il guardare proprio prossimo. Cosa intende con questo ribaltamento? Sì, Francesco dice fatti tu prossimo, nel senso di chiederti che cosa tu puoi fare per chi incontri e dunque, a prescindere da che sia appartenente alla tua comunità o no, prossimo in effetti, no? In realtà. E questa idea che diciamo performativa, cioè di non porre una domanda teorica e quindi esegetico-filosofica, ma una domanda effettivamente pratica, cioè che sempre interpelli un pochino quello che noi possiamo fare. Questo è in qualche modo l'atteggiamento di tutta intera questa enciclica, e direi anche di quella precedente, nel senso di questa torsione estremamente agenziale, diciamo, no? Perfino appunto nella sua lettura del Samaritano, in realtà dietro c'è tutto il pensiero di una economia, in qualche modo quella che è stata chiamata l'economia di Francesco, che include diciamo tutto quello a cui possiamo accedere noi, le onlus, le comunità locali, il volontariato. Ecco, questa è un'indicazione indubbiamente ecco, interessante perché questa attività diciamo di base viene inserita in un discorso molto più vasto sulla caritas, sull'amore come virtù politica. Questo è, diciamo, abbastanza interessante. Fino a pochi mesi fa lei deteneva la cattedra di filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano. Ecco, per un pubblico ampio che non è avvezzo alla filosofia e magari neanche un po' intimorita, vuole raccontarci che cosa significa oggi, nel 2021, filosofia della persona? Ma io penso che in fondo non sia affatto difficile da capire. Per persona tradizionalmente intendiamo l'agente morale, razionale, che vuol dire anche passionale e libero, della vita quotidiana, quindi in relazione agli altri e alle cose. Solo che la persona è in relazione agli altri e alle cose nella società e nelle sue comunità, ma è anche in relazione alla natura dalla quale emerge. E quindi la filosofia della persona è un po' l'interfaccia, diciamo, fra il mondo sociale e il mondo naturale. Cioè, da un lato, i suoi riferimenti sono anche
tutta l'enorme, diciamo, acquisto di conoscenze su ciò che noi siamo in quanto enti di natura, insomma, no? E, diciamo, tutta la nostra biologia e neurobiologia, soprattutto tutte le acquisizioni ultime sul cervello, non soltanto come base, diciamo, dei comportamenti e della psicologia, ma anche addirittura delle relazioni sociali, eccetera. Tutto quello che si è negli ultimi decenni, diciamo, in qualche modo incorporato ormai alla conoscenza comune. E d'altra parte, appunto, la sfera dei rapporti fra gli individui e i loro modi di essere insieme, quindi diciamo le collettività, le comunità, le società, a ogni livello dove ci sia in qualche modo relazione e con le cose, quindi con diciamo il lavoro, e con in realtà il potere, le decisioni, qualunque governance, da quella di una nazione fino a quella di un asilo, presuppone rapporti di volere e di potere. Ecco, tutta questa è sfera della filosofia della persona.